Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Signore Gesù, vieni a visitarci con la tua grazia. Fa che ogni nostra parola, ogni nostra azione sia ordinata a te e a te soltanto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio ed ora è sempre. Sant'Ignazio, per noi, santi tutti di cui portiamo il nome. Nostra Signora del Cammino, prega per noi. Ecco, allora riprendiamo per questa terza e ultima tappa insieme per quanto riguarda me, ma appunto questa tappa sarà, dal mio punto di vista, un po' più breve rispetto alle altre. Se nelle altre parlavo per un'oretta e anche qualcosina di più, oggi cercheremo di stare sui 45 minuti e forse anche qualcosina di meno, perché, come ben sapete, ci sarà poi il Cardinal Miglio che interverrà successivamente. E in qualche modo quello che diremo adesso vuole traghettare tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, legato soprattutto agli esercizi spirituali, nella questione dell'oggi nella Chiesa, dell'oggi nel mondo. In particolare, come vedremo, il focus sarà soprattutto legato alla Chiesa e al servizio. E il titolo di questo terzo intervento è Esercizi spirituali, Chiesa e missione. E il sottotitolo è un po' strano, per quello che ve lo leggo, perché è un sottotitolo in spagnolo, e allora, come avrete capito, è tratto direttamente dal testo degli esercizi spirituali ed è esattamente l'ultima frase del libretto. Qualcuno di voi, grazie ad una domanda prima nel dialogo, mi ha stimolato a leggervi l'ultimo numero, l'ultimo paragrafo del libretto degli esercizi, ma non ho letto apposta quest'ultimissima frase dell'ultimo paragrafo, che è questo, no? Allora, giusto per quando Ignazio dice l'amore, tutto per amore puro, dice alla fine degli esercizi, questo è quello che conta, è la cosa più importante, ma piuttosto che la morte, piuttosto che l'inferno, potremmo dire, il timore. E allora dice, è uscito dopo, ci possono essere dei momenti nella vita in cui piuttosto che niente dicevamo meglio il timore servile, poi uscito dal timore servile si tornerà al timore filiale, dice lui, che è tutto accetto e gradito a Dio nostro Signore, e poi viene questa frase, per essere una cosa sola con l'amore divino. Può restare, però è tradotto male in italiano, è per quello che io l'ho messo proprio in spagnolo, no? Per essere in uno con l'amore divino. Proprio essere una cosa sola con l'amore divino. È proprio quello che dicevamo prima, no? Che dicevamo questa mattina, c'è questa meraviglia di una tale intimità in comunione e comunione che fa essere uno con Dio. Questo, come già accennavamo prima, come già accennavamo questa mattina, è l'ultimo numero degli esercizi spirituali e si trova all'interno, è appunto anche l'ultimo numero, delle regole per sentire nella Chiesa. Allora, questo è interessante. Ignazio fa fare tutto un cammino di esercizi spirituali in cui abbiamo visto un cammino interiore, personale, soggettivo, io e Dio, Dio in me, e alla fine cosa dice? Regole per sentire nella Chiesa. Può restare in uno con l'amore divino, bene, ma questo, ci dice in maniera implicita, non è possibile se non dentro la Chiesa, se non in comunione con la Chiesa.
E direi ancora di più, alla fine di questa esperienza appunto così interiore è come se dicesse all'esercitante, proponendo queste regole, che poi a volte noi le proponiamo, a volte no, non so quanto siano conosciute oppure no, se non lo sono scopriremo qualcosa insieme, ma alla fine di questa dice: guarda, caro esercitante, che tutto quello che hai vissuto fino ad ora, questa esperienza di esercizi, di evo, li hai vissuti nella Chiesa, li hai vissuti grazie alla Chiesa, li hai vissuti per la Chiesa o con la Chiesa per il mondo. E adesso vediamo brevemente i momenti in cui in maniera più o meno consapevole la Chiesa era già presente durante il cammino degli esercizi spirituali. Oltre al fatto che poi appunto sappiamo, come abbiamo già detto, che gli esercizi sono poi non sono per stare lì, ma sono per andare nel mondo ed servire il mondo, servire la Chiesa e servire il mondo nella Chiesa. Allora, dov'è che la Chiesa è presente, è già presente nel cammino degli esercizi? Prima di tutto, l'accompagnatore, l'accompagnatrice. Non so se voi l'avete mai pensato, ma l'accompagnatore e l'accompagnatrice degli Evo o degli esercizi ritirati è il rappresentante, la rappresentante della Chiesa per l'esercitante. Lo fa in nome della Chiesa, non può neanche permettersi di dire quello che vuole, no, lo fa in nome della Chiesa. Quindi colui che accompagna, colei che accompagna è il rappresentante della Chiesa e questo è fondamentale. Poi, ecco, ci sono alcune volte in cui anche la parola stessa Chiesa appare nel libretto degli esercizi, non molte volte, perché appunto è un'esperienza soprattutto intima, ma la parola compare a volte ed è soprattutto quando Sant'Ignazio parla di elezione. Quando Sant'Ignazio parla di elezione, adesso lo vediamo. Ecco, questo è il titolo delle regole che ci sono, le ultime regole che ci sono nel libretto degli esercizi, che appunto sono intitolate così: per il retto sentire che dobbiamo avere nella Chiesa militante si osservino le seguenti regole. E poi comincia una serie di regole che adesso non vediamo tutte, poi a un certo punto ne parlerò di due in particolare. Noi abbiamo visto finora soltanto l'ultima. Però è interessante, no, il titolo, ve l'ho messo perché Ignazio sta dicendo quello che sta invitando l'esercitante, e poi in fondo ognuno di noi, a sentire nella Chiesa, sentire con la Chiesa, sentire nella Chiesa. Ci invita ad essere nella Chiesa con tutto il nostro sentire, con tutto il nostro affetto. Ma come dicevo, ecco, la parola Chiesa appare già prima nel libretto degli esercizi, in particolare quando si parla di elezione, perché Sant'Ignazio dice: sì, adesso è il momento, no, verso la fine della seconda settimana, come abbiamo visto, quando la persona è sempre più libera da affetti disordinati, libera interiormente, di chiedersi come spendere la sua vita concretamente, quale forma dare alla sua vita. Dice: la materia dell'elezione, però, la scelta che uno fa deve rientrare nell'ambito della Santa Madre Chiesa gerarchica e non deve essere cattiva, non la Chiesa, ma la scelta, né in opposizione ad essa. Ok? Quindi qui Ignazio è ben chiaro, è solido nella sua posizione ecclesiale, cioè le scelte sulle quali si può veramente fare discernimento ed elezione devono essere dentro quello che la Santa Madre Chiesa gerarchica dispone e propone come buone. Ok? Quindi appunto già l'elezione è un modo
questo cosa ci dice? È un modo per stare dentro la Chiesa e per servire la Chiesa, non fuori. Questo è il concetto di fondo che sta esprimendo, no? E ancora simile, quando nel numero 177 Ignazio sta affrontando sempre materia di elezione, ma dice, quando una persona si trova in un tempo piuttosto tranquillo, quindi non è proprio mossa verso una decisione che non può fare altro che quello perché sente che è assolutamente quello, ma invece in un tempo tranquillo dice anche qui, quando la persona considera prima perché è nato l'uomo, cioè per lodare Dio nostro Signore e salvare la propria anima, e questo desiderando sceglie come mezzo un genere di vita o uno stato entro i limiti della Chiesa per essere aiutata nel servizio del proprio Signore e nella salvezza della propria anima. Ecco, anche in questo caso dice, tempo tranquillo, la persona si interroga su qual è la forma da dare alla sua vita in Dio, bene, l'importante è che sia dentro i limiti della Chiesa. Quindi su questo Ignazio è abbastanza solido, diciamo. E poi vengono appunto quelle regole che si trovano alla fine del libretto, se non le avete mai lette potete darci un'occhiata, alcune sono anche un po' obiettivamente un po' datate, non so se appunto voi le conoscete, normalmente non le si dà tali quali, non perché non siano interessanti, ma perché appunto sono del tipo... sono da lodare le reliquie, è da lodare la liturgia, è da lodare... cioè è molto... ha un linguaggio tipicamente medievale. Però Ignazio scrive queste regole in un tempo, lo sappiamo, Ignazio ha vissuto fino al 1556, quindi XVI secolo, quando era il tempo in cui stava crescendo la riforma, Lutero, e quindi c'era un movimento di uscita dalla Chiesa. Le cose andavano male, c'era tanto marcio nella Chiesa, quindi insomma, bene. Ma qual era la risposta di fronte a tutto quello che non andava nella Chiesa? C'erano delle spinte centrifughe di uscita dalla Chiesa. E allora Ignazio dà queste regole per dire no. Qual è stata infatti una delle caratteristiche di Ignazio e di altri riformatori di quel tempo? Dire, bene, ci sono tante cose che non vanno nella Chiesa, la aiutiamo a riformarsi da dentro la Chiesa. Questa è. E allora appunto tante di queste regole sono appunto da lodare tutto ciò che la Chiesa propone, da una certa dottrina alla certa liturgia, eccetera, eccetera. Adesso vediamo soltanto due di queste regole che sono, mi sembra, particolarmente interessanti per noi, un po' per i nostri temi. La primissima. Deposto ogni giudizio, dobbiamo tenere l'animo disposto e pronto per obbedire in tutto alla vera sposa di Cristo nostro Signore, che è la Santa Madre Chiesa gerarchica. Chiarissimo? Ripeto, alla fine di un percorso in cui guardati dentro, ascoltati, senti quello che ti dice il Signore, eccetera, eccetera, quindi fai uscire, come abbiamo detto, no? Tutta la tua libertà, tutto il tuo io, esprimi tutto e poi arriva lì e dice, bene, adesso deponi tutto questo, deponi il tuo giudizio e tieni la tua anima disposta a obbedire. Come dire, è importantissimo tutto quello che hai vissuto fino ad ora, ma comunque non hai l'ultima parola. E questo è importante anche proprio per l'esercitante, per ognuno di noi, per questo rischio che sempre abbiamo di pensare che abbiamo la verità in tasca e che la conosciamo soltanto noi. C'è qualcosa, per Ignazio, qui c'è qualcosa di mistico,
Vedete la definizione che dà di Chiesa? È la vera sposa di Cristo, nostro Signore. Quindi è colei che è in intimità con il Signore Gesù e che porta avanti la sua missione. Quindi per Ignazio è solo lì che si può vivere pienamente la missione e che è anche la nostra Santa Madre Chiesa gerarchica. È madre, ci genera la fede, appunto. Se non ci fosse stato perlomeno qualcuno o qualcuna appartenente alla Chiesa che ci ha parlato del Signore Gesù, non saremmo qui. È la Chiesa che in un modo o nell'altro ci ha generato alla fede al Signore Gesù. Ecco, c'è qualcosa di mistico, c'è qualcosa che potrebbe anche un po' disturbarci, soprattutto in questo secondo punto che vi leggo, che non vi nascondo è stato per me motivo di una certa lotta interiore anche per parecchio tempo, forse da ancora a volte, ma forse proprio per questo mi piace anche proporlo a persone che fanno un bel cammino di fede. È la 13ª, quindi più o meno a metà, dice: per essere sicuri di non sbagliare, dobbiamo sempre regolarci in questo modo. Quello che io vedo bianco, creda che sia nero se la Chiesa gerarchica così stabilisce. Mi piace. Ricordatevi che c'è un vescovo là in fondo. Allora, poi vediamo di capirla, per carità, cerchiamo di capirla perlomeno. Certi che tra Cristo nostro Signore sposo e la Chiesa sua sposa vi è lo stesso spirito che ci governa e regge per la salvezza delle nostre anime. Infatti, dal medesimo spirito e Signore nostro che diede i 10 comandamenti è retta e governata nostra Santa Madre Chiesa. Come già dicevo, qui è ancora più chiaro, per Ignazio c'è uno sguardo mistico su questo, cioè lui dice lo spirito che, proprio perché la Chiesa è la sposa di Cristo, lo spirito che accompagna, che il Cristo risorto accompagna la Chiesa, è lo stesso spirito. E quindi siamo chiamati a fidarci. Però forse va anche capita bene, perché di primo acchito, appunto, anch'io dico, ma come per noi moderni, o forse addirittura per noi postmoderni, un'affermazione così è inaccettabile. Come io non vedo bianco, no, se io vedo bianco, vedo bianco. E appunto dove l'io è così importante, ma importante anche in senso buono, nel senso che la modernità ci ha insegnato a rispettare, no, la coscienza. Io in coscienza vedo questo, e il Vaticano II lo ha ribadito abbondantemente. Allora, interessante però che Ignazio scriva quello che io vedo bianco, creda che sia nero, cambia verbo. Non sta dicendo vedilo nero, no? Tu lo vedi bianco e continui a vederlo bianco. Però in qualche modo sei chiamato a, come dicevo, a non avere l'ultima parola. Puoi dirla la tua parola, e lo vedremo dopo, perché poi c'è una bella lettera di Ignazio che secondo me ci spiega tutto, quindi questo ci mette un po' in appetito. Ma non sono io ad avere l'ultima parola. Se c'è un disaccordo con la Chiesa, non mi tiro fuori. Questa è la questione. Se la mia coscienza mi dice qualcosa che non è propriamente allora come facciamo? O io o lei, o quello che dico io o quello che dice lei? No, non mi tiro fuori, ci sto dentro. Semmai, come dicevo, posso, forse anche devo dire quello che penso, quello che vedo, il bianco che vedo, ma appunto non mi tiro fuori e in qualche modo mi affido. Mi fido di quella Chiesa che siamo, ma poi in questo caso è la Chiesa gerarchica, Ignazio lo dice, quindi appunto è tutta la struttura gerarchica della Chiesa che è chiamata a prendere delle posizioni
che a volte queste posizioni anche sono un po' pesanti e fanno fatica a modificarsi, lo sappiamo, che la Chiesa è lenta anche a cambiare là dove dovrebbe farlo, lo sappiamo, ma appunto siamo chiamati ad andare insieme. Sì, ecco. Vediamo, io credo che rimane comunque, è un testo che oggi va un po' capito, ripeto, io non lo offro normalmente a chiunque, ma a voi sì. Credo che poi la lettera che leggeremo ci darà una chiave interessante, una chiave importante su cosa può significare quello per Ignazio. Quindi teniamolo un attimo lì, poi semmai ci ritorneremo nella discussione e non vi garantisco di avere delle risposte più approfondite di queste, perché ripeto, anche per me è senz'altro qualcosa che mi interroga. Allora, adesso fino ad ora abbiamo parlato di cosa Ignazio propone all'esercitante rispetto alla sua relazione da tenere nei confronti della Chiesa, e così appunto anche ad ogni fedele, ad ogni cristiano, ma vorrei ritornare ancora una volta, appunto per controbilanciare su quello che è il cuore degli esercizi spirituali e quanto per Ignazio è importante quella relazione intima tra Dio e l'uomo, come vedremo adesso, tra il creatore e la creatura. Al punto dice che nessuno può interferire. Allora, neanche l'accompagnatore, appunto il rappresentante della Chiesa, può interferire in quella relazione così intima tra Dio e la persona. Allora, ma come la mettiamo? Vediamo. Allora vi ho riportato questo numero 15 che probabilmente conoscerete, degli esercizi spirituali, in cui Ignazio dice: chi propone gli esercizi, quindi il rappresentante della Chiesa, dicevamo, non deve esortare l'esercitante alla povertà o a farne promessa, piuttosto che al contrario, né deve indurlo ad uno stato o a un modo di vita piuttosto che a un altro. Infatti, fuori degli esercizi è lecito e meritorio esortare tutti quelli che probabilmente ne hanno attitudini a scegliere la castità, il celibato, la via consacrata e ogni stato di perfezione evangelica. Anche qui Ignazio ha ancora una visione, no, della vocazione come la vocazione evangelica del celibato superiore rispetto a quella matrimoniale, perché a quei tempi era così, oggi evidentemente le cose non stanno più in questi termini, ma quello che ci interessa, comincia adesso, dice: durante gli esercizi spirituali nei quali si ricerca la volontà di Dio, è più opportuno e molto meglio che sia lo stesso Creatore e Signore a comunicarsi all'anima devota, attirandola al suo amore e alla sua lode e disponendola alla via nella quale potrà meglio servirlo in futuro. Perciò chi propone gli esercizi non si avvicini, né propenda all'una o all'altra parte, ma resti in equilibrio come il peso sul braccio di una stadera e lasci che il creatore agisca direttamente con la creatura e la creatura con il suo creatore e Signore. Ecco espresso di nuovo quel momento mistico di cui parlavamo questa mattina. C'è un luogo, uno spazio nel quale si incontrano il creatore con la sua creatura e solo loro. E Dio parla direttamente alla creatura. Qui Ignazio utilizza la parola l'avverbio, no? Immediate, immediatamente, senza mediazione. Ecco l'incontro. E quindi in qualche modo, come vedevamo già oggi, Dio suggerisce, no, alla persona, parla al suo cuore, suggerisce intuizioni, illuminazioni anche sulla sua vita, sulle scelte da prendere nella sua vita, eccetera, eccetera. A questo punto, a questo livello, qualsiasi mediazione, quindi qualsiasi intervento, anche di qualsiasi accompagnatore, sarebbe un
un intervento fuori luogo, che andrebbe a impedire quell'incontro. Ecco, come dire, l'accompagnatore è chiamato ad accompagnare la persona fino alla soglia di quella terra sacra e poi fermarsi. Se va più in là, impedisce qualcosa, disturba, interrompe una relazione. Ed ecco che vi ho riportato qui una frase che è già stata pronunciata ieri da Padre Carlo nella sua introduzione, di un certo Karl Rahner, teologo piuttosto conosciuto, gesuita, che quindi ha costruito tutta la sua teologia su quell'affermazione che abbiamo appena visto, e lui diceva, ad un certo punto, parlando nel 1968 del cristiano del XXI secolo, diceva: la persona pia di domani, il fedele, il cristiano, intende, persona pia per lui è il fedele, è il cristiano, o sarà un mistico, uno cioè che ha sperimentato qualche cosa, o cesserà di essere pio, cioè cristiano. Perché la pietà di domani non sarà più sostenuta dalla convinzione fatta esperienza e decisione personale unanime, naturale, pubblica, né dai costumi religiosi di tutti. Direi che ci aveva preso abbastanza Rahner, dicendo non basterà nel XXI secolo un'istituzione che porta tutti. Andiamo tutti in chiesa perché così si fa, perché questa è la tradizione, perché ce lo dice la Chiesa. Il cristiano di domani, ed è effettivamente poi il cristiano di oggi siamo proprio lì, deve necessariamente, per essere cristiano, essere mistico. E mistico vuol dire tutto quello che abbiamo visto fino adesso negli esercizi, quello che diceva poco fa il numero 15. Cioè, dice Rahner, avere un'esperienza personale di Dio, Dio che parla al suo cuore. E allora, da un lato, mettere insieme questo Dio che parla al cuore della creatura e che non si può disturbare questo rapporto, e dall'altra parte quello stesso io è chiamato a stare nella Chiesa, sentire nella Chiesa, obbedire, anche là dove quello che dice la Chiesa non è proprio in accordo con quello che penso, vedo io. Allora cosa vuol dire questo? Come stare dentro? Come abitare questa situazione così complessa? Allora, come vi dicevo, vi ho preparato, la trovate anche nel vostro foglio e lo leggiamo però adesso insieme, una lettera di Ignazio, e poi con questo andiamo anche verso la conclusione, dove vediamo come se la cava Ignazio. Come lui, potremmo dire, nella sua esperienza, applica quella regola lì che lui stesso ha scritto. È una lettera scritta nel 1552, quindi 4 anni prima di morire. Ignazio, sappiamo, era generale della Compagnia di Gesù, lo avevano eletto. Scrive una lettera a Francesco Borgia. Francesco Borgia era della famiglia dei Borgia, spagnolo, poi a un certo punto era rimasto vedovo, quando i figli voleva entrare in compagnia, Ignazio gli dice aspetta, hai ancora i bambini piccoli, falli crescere, poi quando saranno indipendenti, se vorrai entrare, entrerai. E così succede. Quindi Francesco Borgia entra in compagnia, ovviamente Francesco Borgia si tirava dietro il cardinale, si tirava dietro tutti i suoi... sia il suo nome che in parte anche le sue ricchezze, quindi, e di conseguenza dopo poco che entra in compagnia subito vogliono farlo cardinale, chiaro, il Papa, l'imperatore, adesso lo vediamo, vogliono farlo cardinale. Ignazio, la cosa che per lui era la cosa più terribile che potesse succedere era che un gesuita diventasse vescovo o ancora di più cardinale.
non andiamo oltre perché questo non era neanche immaginabile. E allora Ignazio ci fa fare un voto di sacrestia, non so se lo sapete, in cui noi promettiamo di non ambire e anzi di cercare di rifiutare assolutamente qualsiasi carica ecclesiastica. E per vari motivi. Primo perché all'inizio la Compagnia di Gesù era piccola e come succede poi subito dopo che nasce la Compagnia di Gesù vogliono farli tutti vescovi perché erano pochi, erano piuttosto dotti e allora Ignazio fa delle grandi guerre per evitare a tutti i costi, perché sennò questo faceva morire la compagnia sul nascere, prima cosa. E poi soprattutto per una questione proprio di vocazione. La vocazione del gesuita è una vocazione religiosa, invece quella del vescovo o del cardinale è una vocazione diocesana. Quindi questo per Ignazio era molto chiaro. E quindi abbiamo anche missioni che si intersecano, che collaborano ma diverse. Allora ecco, però cavoli, qui si muovono bene l'imperatore Carlo V e il papa Giulio III per fare cardinali Borgia. Allora cosa fa Ignazio? Noi abbiamo questa lettera in cui Ignazio scrive a Borgia per trasparenza e gli dice: guarda, io mi sono trovato in questa situazione, mi sono comportato così. Leggiamo perché ci dà, credo, una risposta rispetto alla nostra domanda. La somma grazia e l'amore eterno di Cristo nostro Signore siano sempre il nostro continuo favore e aiuto, tipico inizio delle lettere di Ignazio. Quanto al cappello cardinalizio, mi è sembrato bene esporle, come lo farei per me stesso, ciò che è passato in me, a maggior gloria divina. Da quando mi è stato comunicato con certezza che l'imperatore Carlo V aveva proposto il suo nome e il Papa Giulio III era contento di farla cardinale, immediatamente ho provato un'inclinazione a mozione a porvi ogni ostacolo con tutte le mie forze. Ignazio. Tuttavia non ero certo della volontà divina, per molte ragioni pro e contro che mi venivano in mente. Ho quindi ordinato in casa per 3 giorni che per 3 giorni tutti i sacerdoti celebrassero la messa, i fratelli pregassero, perché fossi guidato in tutto secondo la maggior gloria di Dio. Durante questi 3 giorni, in certe ore, riflettendo in me stesso, sentivo certi timori e non quella libertà di spirito per parlare e impedire la cosa. Okay? Quindi, comunque ce l'aveva abbastanza chiara l'idea di impedire, ma sentiva delle paure, perché come posso io? E infatti mi dicevo che so io, cosa voglia fare Dio nostro Signore, e non trovavo piena sicurezza per oppormi. In altri momenti, riprendendo le mie solite preghiere, sentivo questi timori allontanarsi. Dopo essere stato in questa perplessità a diverse riprese, a volte con questo timore, a volte con il sentimento contrario, finalmente il 3° giorno, il giorno della risurrezione, nella mia solita preghiera mi trovai, e da allora sempre, con un giudizio così deciso e con una volontà tanto soave e libera di oppormi, quanto mi fosse possibile, di fronte al Papa e ai cardinali, che se non lo facessi sarei, e sono ancora certo, che non darei buon conto di me a Dio nostro Signore, ma che anzi lo darei totalmente cattivo. Ho pensato quindi, e penso ancora, che dato che è stata la volontà di Dio che io adottassi questa posizione, se altri sono in una posizione contraria e le conferiscono questa dignità, non v'è contraddizione alcuna. Potendo lo stesso Spirito Divino muovere me a questo per certe ragioni e gli altri al contrario per altre ragioni, realizzandosi alla fine il disegno dell'imperatore. Agisca Dio nostro Signore in tutto perché si realizzi la sua maggior lode e gloria, eccetera, eccetera. Credo che sarebbe opportuno che lei riprendesse su questo argomento alla lettera, che lei scrive da parte mia a Polanco, eccetera, eccetera. Poi suggerisce a Borgia di fare anche a sua volta un percorso per un suo discernimento. Lo spirito può dire a me una cosa, all'altro può anche, per certe ragioni, e all'altro può dire il contrario per altre ragioni. E non c'è contraddizione alcuna. Interessante.
quante volte per paura di dire quello che pensiamo non osiamo neanche andare in fondo ai nostri discernimenti e dire chiaramente quella che è la nostra posizione? E quando lo facciamo e qualcun altro che magari ha in quel momento il compito di decidere, decide diversamente, ci sembra ho sbagliato, ci sentiamo sbagliati e abbiamo sbagliato il nostro discernimento. No, ci sta dicendo Ignazio. Tu hai il dovere, in questo caso lui, di fare il tuo discernimento, di assumere la tua posizione, di manifestarla in maniera chiara e ferma, secondo quello che è il tuo ruolo, ma anche di permettere che agli altri facciano a loro volta il loro discernimento, assumere la loro posizione. Poi alla fine c'è chi è chiamato a prendere una decisione e lo dovrà fare. Forse non sono io in quel momento, forse sì, però Ignazio rispetta i ruoli istituzionali, perché crede che lo spirito passi anche attraverso queste istituzioni, in questo caso l'istituzione Chiesa. Ma questo non elimina, non sopprime il fatto che ognuno è chiamato ad assumere la sua posizione nel suo ruolo. Io non so se il problema di oggi della Chiesa, giusto sia perché i vescovi in generale, diciamo, non sanno ascoltare, e quindi non ascoltano il popolo di Dio, quello che si sente, o è del popolo di Dio che non ha ancora imparato a fare il suo discernimento e ad assumere le sue posizioni e a presentarle in maniera chiara, o gli uni e gli altri, per carità. Ma credo che qui ci sia un invito, un segreto da scoprire. Alla fine, come dicevamo, per Ignazio è importante rispettare le istituzioni, perché quel Dio che si è incarnato una volta per tutte nel Signore Gesù continua in qualche modo a farsi presente, a incarnarsi, no? nelle dinamiche umane. Quindi queste vanno rispettate. Ma appunto questo non diminuisce e non toglie l'importanza che ognuno faccia il suo cammino e il suo discernimento. Ecco, non so se questo vi dà una... A me piace molto questa lettera, mi sembra che sia davvero di una potenza e di una chiarezza impressionante, di un profondo rispetto di tutto e di tutti, e dovremmo davvero appropriarcene. Se ci sono questioni che rimangono aperte, come anche posso immaginare, e ripeto, non sarò io a dare delle soluzioni, ma ecco, potranno poi fare parte anche queste dell'ulteriore lavoro di appropriazione, di personalizzazione, di condivisione, eccetera. Concludo adesso con un'ultima slide che vorrebbe raccogliere soprattutto quello che stiamo dicendo e rilanciare, poi lasciare la parola, fare una breve pausa e poi lasciare la parola a Monsignor Miglio. Credo che se non in maniera esplicita, in maniera implicita un po' abbiamo cercato di rispondere a questa domanda, no? Sull'attualità degli esercizi. Adesso vorrei riprendere questo argomento così, con 2 o 3 considerazioni più generali, a partire da quello che abbiamo detto. Io credo, poi direte anche voi la vostra, io credo che gli esercizi oggi siano ancora attuali per tutti, anche per i giovani,
la grande questione che ho già sentito da più persone, i giovani. Certo, bisogna trovare il modo di intercettarli, di proporglielo, non è semplice, ma io credo che siano ancora attuali. E proprio perché, come dicevamo e come qualcuno di voi già diceva, perché questa domanda del chi sono io, del senso della vita, dell'io profondo, è molto presente oggi, è molto. Forse qualcuno dice fin troppo, no? Perché, però è molto presente. E allora si tratta proprio di partire da lì. Credo anche che la forza degli esercizi, e questo l'abbiamo visto in questi 2 giorni, sia anche il fatto che trovo, ci dice Ignazio, nel principio fondamento, che però è poi il fine, il punto d'arrivo, trovo il mio io profondo e scopro che io sono fatto per un altro, che io vengo da un altro e che sono fatto per un altro. Quindi ecco ciò a cui gli esercizi portano e che forse è una piccola o grande differenza rispetto a certe ricerche di oggi, no? Anche dei giovani di oggi. In fondo a volte uno cerca, ed è anche giusto e normale, no? Cerca la felicità, cerca di stare bene, ma rischia poi di rimanere sempre lì, un po' nel suo io, e poi a un certo punto sente odore di marcio. Ecco, invece gli esercizi portano proprio a trovare quell'io lì, ma a scoprire che quell'io lì è un io in Dio, per Dio, quindi un io che si dilata, dicevamo, alla misura dell'infinito, di un io per gli altri. Non si tratta di stare lì, ma gli esercizi stessi, tutto il processo delle lezioni, portano ad agire nel mondo. Fuori di sé, nel mondo. E appunto nella Chiesa. Nella Chiesa, perché crediamo che la Chiesa sia madre, perché crediamo perché nasciamo, perché questo io profondo lo troviamo lì, lo abbiamo trovato lì, perché siamo nati lì, e desideriamo che altri possano trovarlo e lo possono trovare solo dentro questa comunità che è la Chiesa. Qualcuno diceva giustamente nel dialogo che abbiamo avuto prima di pranzo, non possiamo approfondirlo molto, ma sta esattamente qui, no? Si crea comunità, si crea amicizia nel Signore. E ultima considerazione, per gli uomini e le donne che si sentono chiamati, e credo che siamo tutti in questa situazione, in modi diversi, ma tutti in questa situazione, ad agire nel mondo, ad una vocazione che è una chiamata a contribuire, a servire il mondo, a servire l'uomo e la donna di oggi. Ignazio lascia intendere, oserei dire, più si va verso l'esterno, più è radicale l'azione, più si va verso le frontiere, più c'è bisogno di andare verso l'interno, l'interiore. Più si va fuori e più c'è bisogno di un dentro. A volte rischiamo nella nostra mentalità di pensare, appunto, ci sono vocazioni fuori e vocazioni dentro. No? Ignazio dice no, non funziona così. Più si è lanciati fuori e più c'è bisogno di una chiarezza interiore, di una libertà interiore che appunto gli esercizi vorrebbero aiutare a trovare, a raggiungere, a conservare, eccetera. Ma appunto non solo gli esercizi. È interessante, credo, questo continuo movimento, questa necessità, no? Di un dentro e di un fuori. Ecco, mi fermo qui. Se non sbaglio abbiamo un tempo di pausa, breve per poi lasciare la parola, ma un tempo di pausa, giusto? E poi avremo occasione, dopo che avrà anche parlato il Monsignor Miglia, eccetera, di riprendere un po' insieme a lui e a voi tutto quello che avremo detto nel pomeriggio.